Il Covid, altre 46 vittime e 3.165 nuovi contagi. Restano allarmanti i dati regionali sull'andamento del contagio, stabile la situazione negli ospedali. Intanto il microbiologo Andrea Crisanti diventa testimonial del piano vaccinale. Curzio Pettenò. Adesso il professor Crisanti si sottopone al vaccino. L'azienda ospedaliera Università di Padova, con il suo direttore, ha organizzato una diretta per la vaccinazione anti-Covid del microbiologo Andrea Crisanti, testimonial d'eccezione sulla validità dei vaccini, un modo per fugare tutte le perplessità che avevano sollevato tempo fa alcune dichiarazioni del professor Crisanti. Questa sia una testimonianza di fiducia e allo stesso tempo un esempio per tutti quanti. La scelta che abbiamo fatto noi è che devono essere comunque privilegiati gli operatori che sono a stretto contatto con gli operatori. In tutto il Veneto prosegue il piano vaccinazioni del personale sanitario negli ospedali, dove resta la pressione per i ricoveri di malati Covid. Dal bollettino della Regione risultano oggi 2.992 pazienti nei reparti non critici, 7 in più rispetto a ieri, 400 quelli nelle terapie intensive, 1 in meno. Sul fronte dei contagi oggi sono 3.165, in Veneto attualmente positive oltre 94.000 persone. E resta tragico il numero delle vittime, altre 46 nelle ultime ore. Arrivano così a 6.675 dall'inizio dell'emergenza a fine febbraio.